La spiaggia a portata di Diversamente Abile è la nuova frontiera che l'ASL 10 del Veneto orientale vuole raggiungere. Lo fa partendo da una struttura in suo possesso proprio a Jesolo, riconvertita da elioterapia a struttura di accesso ai disabili. Di permettere ai diversamente abili di arrivare direttamente con le loro macchine praticamente fronte spiaggia, poter sfruttare questa spiaggia che è stata fatta una gara, la gara l'ha vinta Jesolo Turismo. Un servizio in più e nuovo apre di fatto la spiaggia a chi fino a poco tempo fa non poteva accedervi per problemi di deambulazione. Forse un'esperienza così grande come vogliamo fare noi non c'è. Dopo noi speriamo di sviluppare anche nel futuro tutta una serie di servizi di riabilitazione all'interno dell'ospedale che quindi possono servire anche per i diversamente abili che vengono in vacanza. Turismo non significa più solo per le località marine spiaggia, mare, sole e vita notturna, ma vuol dire anche salute, un nuovo concetto e una nuova opportunità data ai circa 16 milioni e mezzo di turisti grandi e piccini che raggiungono il litorale veneto, che possono godere di nuovi servizi per i 4 mesi estivi. La vacanza deve diventare un momento per approfittare di migliorare il proprio stato di salute, quindi piste ciclabili, percorsi vita, e questi sono dei modi di vacanza che forse sono più legati al turismo straniero che italiano. Salute uguale a un incremento dei servizi per chi sceglie di passare le vacanze a Jesolo, Bibione e Caorle, una settantina tra medici e infermieri in più per una spesa complessiva di 3 milioni e 600 mila euro, personale che consente di mettere in campo un servizio di ginecologia, quello di pediatria e di dermatologia, la dialisi serale per gli ospiti e non solo, il consultorio per i giovani, potenziato il pronto soccorso all'ospedale di Jesolo, aperti 24 ore su 24 i punti di pronto intervento di Bibione e Caorle, attivata l'ambulanza ad Eraclea Mare. Partita l'anno scorso e potenziata quest'anno una nuova app, applicazione per smartphone, che oltre a dare i normali consigli fornisce informazioni sulle farmacie aperte e chiuse con tanto di geolocalizzazione, indica i punti di primo intervento più vicino, presenti decaloghi sul consumo di pesce crudo e su come esporsi al sole, app pubblicizzata su tutte le spiagge anche dal servizio di trasporto pubblico.